questa infiltrazione d'acqua nei sotterranei che si viene addebitata a dei interventi mancati precedenti da parte dell'amministratore. A noi risulta che siano rigurgiti fognari, però in qualche modo il Comune deve provvedere. Per quanto riguarda l'informazione, ricordiamo che esiste un diritto all'informazione sancito dall'articolo 21 della Costituzione italiana, c'è un dovere alla trasparenza stabilito da più leggi dello Stato italiano e quindi l'amministrazione di questa città deve uniformarsi a quelli che sono i diritti dei cittadini e ai propri doveri di appunto comunicazione, informazione e trasparenza. E siamo ancora qui dopo 3 anni e stiamo cercando di capire e garantire ai cittadini l'informazione per capire appunto cosa verrà fatto, quando verrà fatto e quando i lavori saranno terminati e se appunto saranno conclusi tutti i problemi per questa importante parte di città.